Buongiorno Yuri, ma cosa sono uova? E dove le ha prese? Ah, sull'albero delle uova. Ragazzo, Vabbè, l'ho prese Yuri. nel pollaio, ma dove che le prenda? Ho Sì, di quelle sì. galline ruspanti io, altro che quella roba da batteria che compri tu. Beh, no, guardi Yuri che io non mangio uova, quindi non... Ah, sei allergico alla natura? No, no, è soltanto che non le digerisco e Non non... sapevo, sai, che eri allergico alla natura. Ah sì? No, tu sei uno di quelli che non mangia soppressa per scelta etica. Guarda che Ma pallido no, che sei. Dai ragazzo, metti in griglia un po' di costicine che non ti fa mai, no, sì, Memo? sì, Dai, va invece, bene. c'è solo una categoria peggiore di quelli allergici alla natura e Ai chi? sono gli intolleranti alla verità. Gli intolleranti alla verità. Questa Yuri non l'ho mai sentita. E chi sarebbero? I Bolsonaro! Va bene, Ah, chiarissimo, chiarissimo no, è adesso. che non hai studiato la storia, No, se come no no? una domanda te la farei. Vabbè, me la faccia Yuri, sono qua, avanti. Chi ha liberato l'Europa dal nazifascismo? Dal gli americani, no? Sapevo io, vedi che ho ragione. Perché ragione? Questo è quello che ti hanno inculcato, hai Ah capito? sì? Pensa che nel secondo dopoguerra, nelle scuole in Sì? Francia, hanno fatto la stessa domanda che io ho fatto a te e il Eh, 10% ha risposto americani, il boh. 90% l'Unione Sovietica. Se fai questa domanda adesso, È il 100% vero, risponde certo. americani. Non ci avevo pensato in effetti, Yuri, non Ma lo sì, so, ma perché è il frutto della propaganda, la stessa che ci ha Beh, imbrogliato facendoci credere che eh, saremmo diventati tutti più ricchi e felici e invece guarda qua come che siamo messi. I eh. paroni di sempre più paroni E i e... Poiretis è sempre più Poireti, ormai l'ho imparata, Yuri. Oh! Ecco, L'ha detto anche il Papa. il Papa. Yuri, ma questo da Come lei non me Papa? l'aspettavo. Come il Papa? Sto Papa Eh, quasi è un bravo toso, sì. Quello sì. argentino è, no, quello tedesco, no. Perché Ah, sai ok. che adesso ci sono due papi, non ne bastava uno, hai capito? Sì, sì. Vedi che cosa ha fatto? Cosa ha fatto il consumismo? Sì, in effetti. Anche i due papi. No, ma sai perché mi piace? Perché a differenza dei Perché? suoi colleghi, lui è più cristiano che cattolico, diciamo, hai Cioè? capito? In che senso? Cosa vuol dire? Nel senso che spariti i compagni dalla politica, ormai a sto mondo è rimasto solo lui a parlare di ingiustizie sociali, di Eh, differenze economiche. Per sì, non parlare questo... della guerra, sai quanti anni ho lottato io Eh, perché i giovani non venissero in contatto con la guerra e immagino. invece vai che roba, al mondo che c'è ancora più guerre di una volta, ostrica. Mamma mia, Ah, questo sì, no, questo qua sì. non basta un cambiamento, qua ci Eh. vuole una rivoluzione. No, Yuri, gliel'ho già detto, io non posso esprimermi su questi argomenti Eh, perché va, guarda, va oltre il guarda, mio... ha ragione Sì. compagno mansueto da Agordo. Chi? Compagno mansueto da Agordo vuole fare la rivoluzione partendo dalle Dolomiti. Dalle Dolomiti. E perché dalle Dolomiti? Perché l'abita là? Da dove ho voluto che parta? Dai Pirenei? Giusto, Yuri, E giusto. poi la Eh, montagna è l'unico posto dove si sente ancora, si respira ancora l'aria della resistenza, hai capito? sì, sì, ho Pensa che capito. compagno Mansueto da Agordo ha Sì, fondato anche un partito comunista alpino, si alpino. chiama Alce e Mirtillo. Ho anche la tessera. Ma veramente? Alce e Ma mirtillo. sì, guarda, noi ci eravamo riconosciuti tanti anni fa in fabbrica, poi lui si è stancato, è Mm, tornato su perché era stufo di tutta questa affana zanzara tigre, eh, la cimice asiatica, no? in Le effetti. conseguenze della globalizzazione imperialista. Certo, certo, Yuri, E certo. te Eh. sentissi, te Cosa? sentissi che di fuori del mugo che se fa, Mm, che graspede genziana che se fa in ah. casa, compagno mansueto. Ah, in casa? Io non sapevo che fosse legale questa cosa, Yuri, di farsi le grappe Oh, in il suo casa. primo cliente è il maresciallo. Ah, fantastico. Vabbè, lasciamo perdere questo particolare, ecco, Yuri, Oh perché sennò ragazzo, dopo... non si può fare la grappa fatta in casa, No, ma ma ci questa... fanno bere i PFAS dall'acqua del rubinetto però, eh?
Eh. questo no, questo è Mm. vero, su questo ha ragione in No, effetti. ma il fatto è che la gente non pensa più, questo è il problema. La gente Eh, non sa più pensare, ma sa fa eh, riga. Vuoi che ti faccia un esempio? Guarda, sì, hanno aperto le chiese, hanno aperto le sì, discoteche, persino i calciatori sì, sono ritornati a giocare a pallone, vero. toccandosi e scuando per terra, tutti Sì. ingrumati come prima, come niente fosse. Ma a teatro, Vero. invece, a teatro, gli attori devono restare almeno a 8 metri di distanza. 8 Guarda metri di caso. distanza, Yuri, 8 metri. Ma sì, 8 Beh, metri, sì, ma la gente ha 8 smesso di metri. pensare perché ci hanno voluto trasformare così, hai capito? Cioè? L'economia di mercato ci ha resi Eh. rabbiosi, ma soprattutto pigri e Mh. rabbiosi come quei cani che è sempre al guinzaglio, ma qua pancia piena dei premietti. Eh. Questo è il frutto del liberismo, hai capito? Una Sì, sì, ho carga di capito. premietti grassi in cambio della libertà vera. Un po', in effetti, E un sì che po', bastaria darsi una mano, non vuol dire niente. eh, Bastaria darsi una mano. vero. Lo so Yuri, ma Lo sai che differenza c'è tra capitalismo e comunismo? no, non lo so, me lo dica lei Yuri, che differenza c'è? Guarda ragazzo, Sì, guarda, vedi queste due uova? sì, sì, le Metti che vedo. queste due uova siano l'unica cosa da mangiare dopo una durissima giornata di lavoro. Sì, d'accordo. Immagina che le bocche da sfamare siano 5, va bene? E Sì, allora il capitalismo cosa ti dice? Ti dice dai, corri, il primo che arriva se le mangia tutte e due e che eh, altri 4 rimane senza, corri, fai più muscoli, chiaro. fate furbo, portate via tutto e assa stare stanchi, hai capito? Sì, Per sì, ho arrivare capito. col primo e così ti prendi tutto. Chiaro, Questo è il capitalismo. chiaro. Il comunismo ti dice fai bene e onestamente il tuo lavoro e a Sì, comprare altre galline ci pensa lo Stato. E se non ci certo. sono le galline, dividiamo la frittata per 5. Eh, Hai capito, ragazzo? no, ho Questa è capito. giustizia sociale. Sì. Nessuno deve avere fame. Hai Eh, capito? E invece sì, le sì, cose sono ancora sì, peggiorate. no, no, Dopo ma sta pandemia hanno detto dopo eh, sta pandemia saremmo diventati tutti più buoni. No, che non siamo diventati no, ancora più buoni, no. no, La no. forbice sociale si è allargata ancora sempre di più. Eh, Ho capito sempre di più. Si è allargata la differenza tra le persone intelligenti e le teste da cazzo. ecco, lo Bene. sapevo Yuri, lo sapevo, alla fine mi ha convinto. Ecco, Ma sì, sì, e ma allora così. se ti ho convinto, liberami. No, Liberami, ecco, ragazzo, se ti ho sì, convinto. no, ma il punto è questo, Yuri, che non so come dirglielo, ma io ho delle novità per lei, solo che diciamo che non... Cos'è sto sì, tono? Che cos'è sto no, tono? Cos'è che mi devi dire? no, Ah, il no, tampone? È sì, negativo? È si metta un negativo attimo, stavolta? si metta un attimo tranquillo, Yuri, un momento tranquillo, ecco. Sto tranquillissimo, è negativo? È È negativo? che, no, io non so come dirglielo, Yuri. E dimmelo, basta cosa che vuoi, dimmelo, ah! Va bene, sì, Yuri, è negativo, eh? Mm, ma, no, Sì! sì, È sì, negativo! È negativo, Yuri, sì! Yuri, sì, è Bisogna negativo, sì, festeggiare! sì, mi Negativo! ascolti, no, Finalmente! sì, Tovarish! sì, Alla tua! sì, va Compagno bene, Yuri, psicologo volontario! sì, Alla Yuri, vittoria! sì, Sempre! Yuri, va Negativo! bene, Yuri, mi Oh, ascolti. carcerazione meritatissima! Sì, va bene, Yuri, però mi ascolti un momento, soltanto un momento, mi ascolti, Aspetta, cosa Yuri. c'è? Lasciami festeggiare in pace, No, andiamo! sì, lo so, però il fatto è che devo dirle anche un'altra cosa, ok? Cioè, lei, Cosa? sì, lei è Cos'è? negativo, no? Ma Eh, non so se ha sentito le ultime notizie, quelle che sono uscite mezz'ora fa. Non le ha no, che sentite? notizie? No, non ho sentito niente, Eh, niente. che praticamente c'è un nuovo lockdown totale, di nuovo. Cosa? Lo No, non è vero, non può essere vero. No, No, lo non ci so, Yuri, credo. No, non purtroppo è così. lockdown! Purtroppo è Oh. così, Yuri. Purtroppo è così. Tutti chiusi dentro dalle 20 di stasera. E che ore sono adesso? Che ora sei? Che ora Adesso sei? sono le 19:40, 42 anzi per essere precisi.
Ecco, al limite può uscire per prendere le sigarette se vuole Maledetti malsonari!